Buonasera a tutti. Cominciamo. Grazie di essere qua con noi e numerosi, direi. Sono contento per le nostre amiche. E noi iniziamo questa serata pensando un po' a quello che sta capitando in altri luoghi in questo momento. La poesia non si può esimere dal parlare anche di questo, purtroppo. Lo facciamo con uno scritto del poeta Roberto Lamantea, lo ha pubblicato stamattina e quindi io non faccio altro che rileggerlo e poi pensarci. I pensieri si contorcono, sono rami appena germogliati e già secchi. Da anni penso che il genere umano sia senza speranza. Penso che la nostra specie sia sinonimo di male. Che siamo fatti a immagine e somiglianza di Satana, non di Dio. La guerra, massima espressione dell'odio e di quanto c'è di più orrendo nell'uomo. C'è dall'alba della storia, da quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. Poi un altro pensiero, come un ruscello fresco, come fiori appena sbocciati, mi corregge. Ma genere umano sono anch'io. Genere umano erano Bach, Beethoven, Michelangelo, Giotto, Dante e i tanti poeti che fecero germogliare fiori nel mondo. L'avidità, l'avarizia e la sete di denaro sembrano dominare la storia e la nostra vita di ogni giorno. Esplodono con tale violenza che basta un attimo per distruggere ciò che è stato costruito nei secoli. Anche noi siamo un castello di carta. Poi arriva un pazzo e ghignando soffia e fa crollare tutto. Non esco da questo contrasto e nella storia del mondo. Le due guerre mondiali non sono bastate a far capire che la guerra non può più esistere, perché chi vince non distrugge un nemico, ma cancella il mondo. Cerchiamo d'essere fiori. Roberto Lamantea. E questo era il nostro pensiero su ciò che è purtroppo adesso. Invece arriviamo ad oggi, magari qualche sorriso lo tiriamo su, e niente, quindi siamo qui a parlare di poesia, a parlare di coraggio, no? Intanto il coraggio che hanno avuto di chiederci di presentarlo, questo, ok, ma detto questo, il coraggio di scrivere, di scriversi, di descriversi, il coraggio di esporsi anche in prima persona, quindi raccontandosi, inventando storie, che poi sono la loro storia e la loro memoria, il loro vissuto. Natalia Ginzburg, del suo mestiere di scrivere, disse: quando mi metto a scrivere mi sento meravigliosamente bene, adopero gli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento fermi nelle mie mani. Il mio mestiere è scrivere delle storie, storie inventate, storie che ricordo della mia vita, ma comunque storie, cose dove non c'entra la cultura, ma soltanto la memoria e la fantasia. Questa era Natalia Ginzburg. Ebbene, oggi parleremo proprio di storie inventate e lo faremo con queste tre belle ragazze. Mia moglie non c'è, vero? No? Non c'è. Ok? Loro prendono il nome di Poesia ma Novella, Stefania, Chiara, Sara, e loro sono di Poesia ma Novella. Ci presenteranno questa sera un nascituro che è PAM 50+1, Poesia ma Novella, che è il loro libro edito da KV, che parlando di coraggio, insomma, penso che questa casa editrice di coraggio ne ha e non gli manca, intanto perché gli hanno pubblicato il libro. Proprio coraggio enorme, ma poi perché parlavamo prima, nel mondo dell'editoria attuale ci vuole tanto coraggio, quindi grazie. E ti vorrei chiedere, visto che comunque qualcosina la vorrei dire sul loro progetto, so che non ti è piaciuto sin dall'inizio, cosa ci dici? Lui è Giuliano Vellesci. Grazie, ringrazio Antonello anche per la lettura. È sempre giusto iniziare una serata di poesia con delle letture, anche se in questo caso collegate con eventi francamente
drammatici della poesia e dei suoi contenuti. La prima che hai letto, condivido le parole. Solo un verso forse non lo condivido in pieno, che è quello che dice che siamo senza speranza da tempo. Io penso che non sia vero, anche perché se siamo qua stasera, ad esempio, è perché forse c'è una speranza anche da parte di tutti di voler passare anche dalla poesia per ripartire. Io la vedo così. E la vede così anche KV, sicuramente, di cui vi porto il saluto di Alessandra Kersevan, direttrice, e KV quest'anno raggiunge il 35esimo anno di vita, e tra le sue tante collane, tra i suoi tanti titoli, ce ne sono anche molti di poesia. E abbiamo, nel corso degli anni abbiamo pubblicato tra i più grandi anche poeti della nostra regione, ve ne ricordo solo alcuni: Tito Maniaco, Cristina Noacco, poi c'è Gian Giacomo Menon, c'è Leonardo Zanier, c'è Silvio Cumpeta, c'è Beno Fignon, Maurizio Mattiuzza, Luisa Castaldo, Umberto Valentinis, c'è Valerio Marchi, ce ne sono tanti che qualcuno ci ha anche lasciato e ha percorso tutto il Novecento e ci ha dato una mano ad arricchirci, e c'è anche chi si affaccia per la prima volta invece quatte nel mondo dell'editoria e della poesia, con qualcosa appunto di concreto, di tangibile, come un libro. E sono qui, e io sono felicissimo che finalmente si possa essere assieme in una situazione di questo tipo. Ci conosciamo da qualche anno e già da qualche tempo si parlava, si era paventato, insomma, di mettere su carta, di raccogliere le esperienze bellissime di poesia a Manovella, e quindi finalmente siamo qua e sono molto contento. Ringrazio la Casa della Musica e chi ci ospita, ovviamente, anche per il supporto tecnico. Ringrazio i due sicuramente coraggiosi e competenti relatori che vi guideranno in questa bella serata. Grazie a tutti. Grazie Giuliano, grazie per essere con noi. E siccome facciamo tutto in famiglia, allora introduciamo la serata, però, invece perché a noi non ci interessano loro, a dire la verità, ci interessava a lui. No, introduciamo la serata. No, io proprio, guarda, mi spiace, niente, inattaccabile. Parliamo col fratello di Giuliano, Alessio Bellicic. Io non parlo. Non parlo, non dico niente, non voglio sapere niente. No, vabbè, dico qualcosina di te, poi ti lasciamo. Vai. No? Cantautore udinese, lui ha varie collaborazioni, tra cui quelle con i Quinto Rigo, 2018, vado a memoria. Ha frequentato il Conservatorio udinese e nel 2019 è uscito il suo disco singolo, giusto? Se non vado errato, si chiama Cama. Sì. E cominciamo proprio con lui, che ci suona e ci introduce la serata, dove poi parleremo male delle tre presenti. Grazie. Grazie a voi. Droghi ancora in musica, il tuo silenzio crea o consuma, oppure ancora osserva in quello spazio in fuga che non sfama ma nutre tu sei. Ti senti ancora un po' unica, la tua ricerca chiede o accusa, oppure ancora sorride e poi non chiede scusa perché ama anche quel che non c'è. Va bene, non sempre conviene, ma stavolta forse, chi lo sa,
osservare, schiarire, girare, invertire, poi magari cambi se ti va. L'acqua calda, una scoperta che oggi tocca a te. Questo è il mistero dell'amore, che quando non lo trovi in te è un egoismo d'autore, come un autografo per me. Sarà giusto il lavoro indicato, il sentiero, aspetta un attimo che chiedo un po'. Non timbrare cartellini e tenere le medie in alter ego alla Nokia. Ti ricordi di tua nonna, quanta sofferenza, ma che spinta, che vitalità. Lei si l'aveva scoperta e ci faceva il prodo, ancora lo sentivi nell'aria. E stavolta l'acqua calda te la scopri te. Questo è il mistero dell'amore, che quando non lo trovi in te è un egoismo d'autore, come un autografo per me. Questo è il mistero del dolore, che più gli sfugge più lui c'è, e si trasforma in un attore con 100 maschere di te, di te, di te. Prima o poi devi scavare, chiudere gli occhi, andare a affondare fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. Pure ancora osserva in quello spazio in fuga che non sfama più per tuo sé. Ma l'idea era quella Perché fondamentalmente. ci hanno cambiato per 3 volte il menù. Difatti qual è adesso il menù? Fai una domanda. Il menù è che faccio una domanda io. Salve! Allora, Si gira la manovella qua. si gira la frittata più che altro perché non sappiamo esattamente cosa avete in testa di fare oggi. È una cosa bellissima perché la serata è già iniziata e così andiamo all'impronta. E allora io, noi invitiamo sempre volentieri loro perché la sera, sì, effettivamente sì, la serata ci viene facile perché io e te assumiamo una funzione estetica che è una cosa gravissima e poi alla fine fanno tutto loro. E così, giusto per dare un senso alla nostra presenza qua di fianco, diciamo subito che quando abbiamo saputo che dovevate scrivere, avevate preparato un libro, abbiamo visto il titolo, abbiamo detto ok, lo presentiamo, perché questo pam, no? Secco, noi che siamo figli di Karl Barks, Bonvi, Andrea Pazienza, abbiamo amato questa onomatopea fin dal primo istante. Poi abbiamo visto anche il risvolto della terza di copertina, cioè tutto un programma, anche la loro descrizione. Io già soltanto questa aletta qua vale l'acquisto del libro. Abbiamo comprato solo per quello. L'abbiamo scritta noi di noi stessi. Ma non avevamo dubbi a riguardo, perché chi altro poteva descriversi come vive in preda a visioni creative oppure si rinfranca delle inquietudini rifugiandosi in piaceri turistico-enogastronomici. Cioè, Ma fai indovinare il pubblico. come? Fai indovinare il pubblico. Ah, ok, Chi è? dai. Vediamo. Chi ci conosce? Vogliono farmi lavorare. Io che di solito sono più Io veloce. le licenzierei su. Allora, fantastica, meticolose fughe dalla realtà e progetta pindarici viaggi a 4 ruote. Vive di emozioni fibrillanti. Chi è delle tre? Facile, facile.
Non ci sono premi. Non vincete niente, neanche il libro. Sappiatelo. Emozioni a quattro ruote, viaggi. Chiara? Camper. Vabbè, Vedi? Perché il camper. non so che è il camper, vedi? Camper focacci. Camper live. Render camper focacci. Sì. Oh signore. Vabbè, visto che si parla... No, perché si chiude la Sì, no. Beh, tanto una possibilità c'è ancora, perché tre siete per esclusione, no? E quella delle turistico gastronomiche chi è? Oh, e quindi Sua madre. boh, e quindi evidentemente quella in preda a visioni lisergiche rimane l'ultima e vabbè, insomma. Ce ne faremo una ragione. Quindi poi io vi lascio Questo è stato bravo. sì, no, il pubblico è sempre eccezionale. Poi noi vi lasciamo il campo anche perché temiamo le conseguenze di cercare di impedirvi di fare quello che volete. Ma una descrizione, perché noi ce lo siamo letto tutti e due, poi alla fine ci siamo guardati a 8 occhi e abbiamo detto: ma cos'è che abbiamo letto esattamente? Perché è un diario, è un romanzo, ci sono dei racconti, ci sono poesie, è un'antologia, ci sono... Che numero? A3. Colpito a fondata. Sì. Non hai letto neanche una pagina. Ho messo tutti i segnalini a caso, ma li ho messi. E vi avviamo che quelli viola sono quelli brutti. Quelli blu, così, quelli rosa non ne voglio parlare. Tira. Quindi avete letto questo libro? Cosa avete combinato? Avete letto questo oggetto libro? Parla 50 più 1. Ah sì, è vero, è vero. Vado via. Compare anche tu, quindi... Beh, allora... Compare di merende. Facciamo un excursus. Sì. Innanzitutto questo libro, pubblicato da... Dov'è la KV? No, l'altra. È presente, quindi parlo bene. È stato scritto in poco, ci abbiamo messo poco tempo. 2 anni. 2 annetti. Una roba veloce. E noi ci siamo molto divertite, a parte gli scherzi, a scrivere questa avventura, perché per noi ancora non ci sembra vero che la nostra questa avventura, questo sogno, questo nostro gioco di poesia manovella sia diventato un oggetto tangibile, un oggetto 3D. E ancora ci emoziona vederlo stampato, poterlo toccare, perché per noi è un piccolo sogno poter essere insieme, noi tre, da tanto tempo, da tanti anni, 3 donne, 3 amiche che sono unite dalla poesia, dall'amore per la poesia, per le parole. È una bellissima avventura, molto emozionante, molto commovente, che vedere qui, essere qui insieme a voi, e tanti di voi sono stati presenti anche alla prima manovellata storica del giugno 2013. È una grandissima emozione, molto bella, e speriamo che possa essere un punto di partenza per nuovi incontri, nuovi viaggi mentali, viaggi fisici. C'è stato un momento preciso in cui avete cominciato a pensare? Qual è stato il momento? A pensare A fare questo libro. quando abbiamo Oddio, cominciato a pensare. è grossa, ce lo so, dai. In effetti mi è uscita, ma sai, ha drenato male la ghiaia e è uscito a pensare. Dai, la risposta c'era chiara. Ricordo 2019 sicuramente l'anno, quindi abbiamo iniziato a scrivere nel 2019. Pre-pandemia. Pre-pandemia, esatto,
E abbiamo continuato durante la pandemia, infatti molti racconti presenti all'interno di questo libro raccontano sicuramente di vita vissuta appunto durante la pandemia. E la cosa bella è che molte delle persone che sono anche presenti stasera sono presenti anche in questo libro, quindi ma questo lo scoprirete anche fra poco, esatto, solo vivendo, perché chiaramente questa non vuole essere ovviamente una presentazione tradizionale con dei reading, delle letture classiche, ma avremo bisogno dell'aiuto del pubblico, come sempre. Pubblico Però, avvisato? mezzo salvato, certo. E abbiamo iniziato a pensare a questo libro dopo l'uscita del libro Friulani per sempre, che è un libro curato da Gaia Rossella Sain di Cormons, bravissima poetessa e organizzatrice di eventi. E da quel libro ci sono anche degli autori presenti come la Maria Renata Sasso, la Goretta stessa, quindi Non so chi sia. una signora simpatica. Ciao Go. Sì. E quindi da lì ci è venuta quest'ulteriore idea, quindi di sviluppare ulteriormente, di raccontare anche un po' la nostra terra, le nostre amicizie, quindi di unire le storie di poesia manovella con le nostre vite in pratica. Prima parlavamo di coraggio, no? Torno sul coraggio, ma non volevo fare una domanda adesso a Velisciglio, la faccio a voi il coraggio, no? E per scrivere ce ne vuole, è indubbio che ci vuole tanto coraggio, anche perché poi alla fine esponiamo noi stessi e esponiamo chi siamo, no? Quindi qual è stata la difficoltà che avete incontrato? Parlando con te Stefania, perché sei l'unica che non ha parlato. Qual è stata? Poi puoi anche demandare, fregatene di quello che dicono. Qual è stata la difficoltà nel raccontarvi? Questa è agghiacciante. Ok, cambio domanda. No. Come ti chiami? No, vabbè, scherzi a parte. Raccontarsi, noi che siamo insomma brave a sentire le storie degli altri, insomma, anche a me pareva fosse davvero facile, vabbè, mi metto lì, ci mettiamo lì, cosa vuoi che sia. E in realtà c'è stato un lavoro, intanto mettersi a nudo, cioè mettersi a nudo, perché ci sono delle storie mie personali e familiari anche, che insomma vabbè, hanno tirato fuori dall'armadio alcune situazioni non sempre facilissime, ma poi è stato bello interfacciarci perché Sara era lo spirito allegro, no? Carico, io magari un pochino sempre più malinconica, Chiara no? Così, una via di mezzo, istrionica, ironica, e quindi poi secondo me c'è stata una fusione, no? Cioè leggendoci anche, no? A vicenda, ci siamo anche contaminate, no? Ognuno con il suo proprio stile, che è lo stile anche nostro di poesia manovella, chi più riflessivo, chi più giocoso, chi più ironico, chi più insomma sarcastico a volte. E questa è stata un po' la parte facile, che poi è venuta fuori però alla fine. Però secondo me ancora oggi ho qualche difficoltà a rileggere il libro, perché sì. No, ma infatti, siccome purtroppo l'abbiamo letto, purtroppo Ecco. dovevo dirlo, purtroppo. Non vi chiameremo mai così come moderatori. No, appunto, siccome l'abbiamo letto e si sentiva che c'era qualcosa, e si vede, si legge, anzi si vede molte volte, perché escono fuori delle immagini bellissime nei vostri racconti. Io direi di cominciare le vostre manovellate, perché noi abbiamo scherzato e riso, ma... C'è anche una premessa, le nostre storie possono essere, come dire, camuffate, nel senso che nessuno saprà mai se una storia l'ha scritta lei, l'ho scritta io oppure lei, che è una cosa molto interessante, perché quando si va a parlare di cose, persone del passato, può essere decisamente buona cosa, no? Rimanere così, mischiare un po' le carte, ecco, quindi questo aspetto anche è interessante, ci ha divertito molto per questo libro e si noterà anche stasera. E quindi Sara, lascio a te la parola perché iniziamo.
Dicevamo che, carissimi amici, tutti voi sanno come funziona una manovella. Rudy, sai bene, no? Tu come funziona una manovellata? Sì. Diciamo che ci piace moltissimo ascoltare le vostre storie, i vostri fatti, e tanti di questi fatti e di queste storie, di queste amicizie nate, cresciute in questi anni, tanti amanti ci sono pure in questo libro, l'abbiamo detto. E sono... Stefano. 50 più 1. Era quello il numero. L'uno è quello. Sono state scritte perché sono dedicate a voi. Vogliamo cominciare con il racconto della primissima manovellata? C'era qualcuno presente? A parte Goretta che c'è sempre, comunque. C'era Nicoletta. Ho visto Nicoletta? Nicoletta, te la senti? Dove sei? Vieni, Nicoletta. Cara Nicoletta, te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo. Di essere la prima donna manovellata della La serata? prima no, insomma, visto che è iniziato tutto là, quei giorni. Sì, eravamo in vetrina, mi ricordo. Sì, esattamente, eravamo in vetrina, che è una cosa particolare, però forse lo raccontiamo anche qui, sì, esatto. Quindi Nicoletta, se vuoi, possiamo subito partire con una piccola lettura dal libro che parla anche di te e che parla di questa particolare vetrina. Quindi iniziamo a parlare di poesia manovella e a raccontare cos'era successo. Quindi. Giugno 2013, festa delle rose a Santa Maria la Longa. Faceva molto caldo. La vetrina dell'edicola di Laura solitamente è piena di libri, quaderni e giochi. È sulla statale Udine Grado, che oggi è trafficatissima in direzione mare. Per divertirci un po', quella domenica la vetrina era stata svuotata e decorata con un tappeto in finta erba, sedie da giardino con i ghirigori e qualche rosa. Dalla strada tutti ci guardavano incuriositi, destabilizzati e divertiti, perché alle ore 10 ci eravamo sistemate proprio lì in bella vista, iniziando a chiacchierare con gli acquirenti del Messaggero Veneto che cercavano timidamente di uscire dal negozio con la speranza di evitare la manovella. Paolo, Goretta, Maria Grazia, Patrick, Simone, Andrea, Silvia Fiscis, Nicoletta, Giorgio, Alessandra. Me li ricordo tutti. Nicoletta ci disse un segreto bellissimo. Alessandra stava rinascendo. Patrick osservava senza farsi vedere. Andrea ridacchiava. Paolo si sganasciava dalle risate. E così via per ore ed ore. Era successo qualcosa. La nostra vita aveva una novità. Da un sogno era nato il progetto Poesia Manovella. Ed eccoci ancora qui, 8 anni dopo. Ed è tutto vero. Ti ricordi cosa ci avevi confessato quel giorno? No. Che romantico! Io ero già commossa. No, guarda, allora, mentre noi abbiamo scritto questo libro tra le lacrime, proprio noi piangiamo tanto. Perché sai, quella cosa che penso non era tanto un segreto. Era grossa ormai quel segreto. Era incintissima. Nicoletta era incintissima, ma noi ancora non lo sapevamo, per noi è stata una sorpresa. Qui eravamo in 3 quella sera. Eravate in 3. Scusa la schiena, Viola. Scusa la schiena. E ti dedichiamo con 3 giri di manovella in senso orario come da tradizione. Prego. Non ti ricordi più niente? Perché non dire? Di Mariangela Gualtieri, Bambina mia. Una poesia straordinaria, spero di non piangere. Bambina mia, per te
avrei dato tutti i giardini del mio regno se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. E invece ti lascio baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie e al centro ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo ancora. Siamo ancora capaci di amare qualcosa, ancora proviamo pietà. C'è splendore in ogni cosa, io l'ho visto. Io ora lo vedo ancora di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao faccia bella. Gioia più grande. L'amore è il tuo destino. Sempre. Nient'altro. 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 Trascinami in uno spazio vulnerabile, ispirami ricchezza semplice come piace a te. In più tu hai qualcosa in più, tu ridi dei tabù, le rime le fai tu, quando mi sento blu, con quegli sguardi tuoi, dimentico ogni mia preoccupazione, ogni presunzione. Ricordami di ogni attimo irripetibile, insegnami a riconoscere libero da me. In più tu hai qualcosa in più, tu ridi dei tabù, le rime le fai tu, con quanto sento blu, con le parole tue, dimentico ogni mia preoccupazione, ogni presunzione. Lascio porto sicuro che senza te è tentazione e limite. Perdo tempo a cercarti, ma sei sempre tu che trovi me. Trascinami in uno spazio vulnerabile.
Grazie Nicoletta, sei libera. Va bene. E noi adesso abbiamo bisogno di una coppia, ma di una coppia che sta insieme da tanti anni, quindi insomma ci sono delle coppie qui, sì, ne vedo. Quella coppia, quella signora mora con questo signore col maglioncino grigio. Ecco qui, prego, prego, potete farvi compagnia e rassicurarvi a vicenda, ci sono 2 sedie. Venite pure. Meglio, no? In compagnia vi fate un po' di coraggio reciproco. Bene, questi 2 signori che sono i genitori di una persona che conosco, ma di vista. Quindi buonasera, ben arrivati. C'è una passione e un interesse in particolare di questo signore, che è il mondo della natura, gli orti, l'orto, i fiori, anche gli uccellini, gli animali, quindi possiamo dire la natura in generale è comunque insomma il mondo dell'orto e della coltivazione, che è una cosa molto molto interessante. E noi nel nostro libro abbiamo qualcosa che riguarda proprio questo argomento, che idealmente potrebbe essere una dedica che io faccio a voi, insomma, e potrebbe essere anche una dedica che vi viene fatta dai vostri figli. Potrebbe essere perfettamente questo. Quindi provate ad ascoltarla con questo sentimento, con questo sentire. Mio padre ha mani contadine, grandi, raspose, sapienti, come le viti, con cui da anni intesse una proficua relazione amorosa, all'insaputa di mia madre, che però si gode i frutti. Nato nei Casali da una famiglia di mezzadri, non ha mai tradito le sue origini, anche se nella vita ha fatto altro, forse non per sua scelta. A fine inverno sente forte il richiamo della terra e comincia a progettare. Piega, pota, osserva, svanga, concima, semina e cura. In questo fine inverno solitario mi sono persa l'inizio del suo progetto. Dopo 8 settimane di lockdown, per il mio compleanno, mi regalo una fuga di necessità e vado dai miei senza preavviso. Mi sente arrivare, ancor prima che svolti la curva. Certi segnali arrivano dritti, da cuore a cuore. Mi accolgono 2 occhi verdi, intensi e puri, e non ci parliamo che con lo sguardo. Un dialogo che dura minuti. Cosa mi racconti, papà? Le tue fragole sono già in fiore. Nessuno di noi è preparato, né lo saremo mai. Ma questo è ugualmente il nostro destino, cambiare. Stiamo già cambiando, fisicamente, psicologicamente e religiosamente. Si cambia con lentezza, la stessa lentezza che muta la primavera in estate, l'estate in autunno e l'autunno in inverno. Non ci si accorge mai in quale momento la primavera diventa estate. Una mattina ci alziamo e fa caldo. L'estate è giunta mentre dormivamo. E per Silvana dedico una poesia che nel libro è dedicata a mia madre. Questa poesia è scritta da Loredana Marano, che era una poetessa qui di Cervignano, professoressa conosciuta da molti e poetessa. E, questa poesia si chiama Sulle pareti del cuore. Sulle pareti del cuore di Loredana Marano.
A lei, che ovunque vada, abita nel mio cuore in un tenero abbraccio. Riflessa nei miei occhi, pensiero che sale all'orizzonte. Caduta nell'oblio ogni cosa, in lei vedo la luce, in lei respiro l'aria, in lei mi nutro di cibo, a lei urlo il bisogno di aiuto e sollevo domande senza risposte. Per lei ho tessuto la vela nel mare dei sogni e dipingo il sole col pennello della vita. Lei ha creato il balsamo per le mie ferite. Vivo nel mistero delle sue preghiere e Dio mi benedice solo per lei. Lei, il paradiso dell'Eden sulla terra, il mio primo amore, mia madre. Interrompo solo un secondo. Ti ringraziamo per la citazione, anche perché se io e lui siamo qua adesso lo siamo solo grazie a Loredana Marano, quindi grazie per la citazione. Certo, anche molto emozionante. Molto sentita, non pensavo. Ci speravamo. Non pensavo assolutamente che Chiara arrivasse, non è vero, così come nostra vicinanza, a manifestare questo mondo che per me è naturale, no? Ma che fosse notato da lei, Sì. dalla sua sensibilità, non è vero, che effettivamente l'ha descritto in un modo che mi ha commosso. Ci fa molto piacere. Non sveleremo chi l'ha scritto, appunto, in questo caso, però... Grazie per le emozioni che ci avete condiviso, grazie. Beh, intanto che loro decidono come proseguire la serata, io spezzo un attimo una fiocina istituzionale, perché la prolusione dovuta ai fatti che stanno accadendo in Ucraina ci ha fatto dimenticare i ringraziamenti che di solito si fanno. E oltretutto ringraziamenti e scuse, perché oggi avrebbe dovuto essere con noi l'assessora alla cultura di Cervignano, Alessia Zambon, che però è impegnata in un altro incontro a Strassoldo ed evidentemente non è riuscita. Me l'aveva detto: se riesco vengo, se non riesco scusati. Si scusa evidentemente. E dobbiamo ringraziare chi ci ospita, quindi la Biblioteca di Cervignano, la Casa della Musica, che se non ci fanno pagare la prossima volta non ce lo possiamo permettere, quindi grazie anche a loro. Avete deciso? Sì. A che pagina è? Allora, è a pagina 67. Ecco qua, a pagina 67 si racconta di un paese che noi amiamo alla follia, che è esoticamente Santa Maria la Longa. Nel parco comunale, nel parco in mezzo. Allora, qui ho appuntato di fare un segnale ad Alessio Bellici per dopo, compreso. Invito calorosamente mia zia Cocco e Goretta in rappresentanza a Santa Maria la Lunga. Sì, poi anche Angela e Elena riconosceranno qualche piccolo particolare. È la tua prima novella? Cocco? No, sei una veterana tu. E 13. Quindi anche tu c'eri la famosa prima volta.
Sì, perché quel giorno siamo andati avanti Quando siete un giorno uscite intero. dalla vetrina, però. Quando siete uscite dalla vetrina, questa è bellissima. Quando eravamo in borghese. Vi dedichiamo questa storia, questo racconto, sempre anonimo, quindi nessuno mai scoprirà che l'ha scritto. A Santa Maria la Longa ci sono nata e cresciuta, in via Viola. Non so, secondo me lei 9 baracche. è baracco. Conosco ogni strada, ogni casa, ogni odore. Almeno una volta al giorno mi succede una cosa. Il mio cervello ha una specie di cortocircuito brevissimo quando si sovrappongono elementi percettivi identici a quando avevo 8 anni. Se si accende un fuoco a legna, allora sono sulle ginocchia di mia nonna che mangia una patata lessa col sale. Se tocco il velluto della pittura bianca delle case friulane, sono in agosto a tirare avanti il pomeriggio vuoto con 40 gradi e non fare i compiti delle vacanze. Odore di terra e pioggia. Sono sotto il portico a decifrare il color temporale. Una coccinella. Sto facendo collezione di insetti nei vasetti di vetro. Il fresco di una chiesa. Io la guardo e mia madre al mio fianco mi sorride, giovane. Una camera in penombra, leggo una storia a mia sorella che deve fare il riposino e io so come farla addormentare. È sicuro che durante queste frazioni di secondo tutte le cellule del mio corpo tornano ad avere 8 anni. Faccio un salto temporale assoluto, sono piccola, c'è un vero distacco dalla realtà. È questo istante la mia beatitudine quotidiana. Ho il privilegio di tornare bambina ogni giorno. Non posso prevedere a che ora arriverà, ma è più probabile che sia durante la sera, se è estate. Temo che chi vive così sia destinato a perdersi nella malinconia. Il chian dal Paron di Galiano Zoff. Il chian dal Paron all'aviator pes braidis, superbios. Coi contadins lu lumavin, si tiravin in bande e lu saludavin in lingue italiane, le ansi. Paron Eusebi al mandà via la femmine gravide parunate che aveva il respir di una gnot avostane. Il chian dal Paron al stava in borg di Viole 47. Il chian dal Paron all'aviator pes braidis, all'aviator pes braidis superbios. Il chian dal Paron all'ave in bord di Viole, al stava in bord di Viole 47. Coi contadins lu lumavin, si tiravin in bande e lu saludavin in lingue italiane pleansi. Il chian dal Paron stava in bord di Viole, stava in bord di Viole 47. Paron Eusebi al mande via la femmine gravide, par un'altra che beve il respir di un ottavo stane. Il chian dal Paron al stava in bord di Viole, al stava in bord di Viole 47.
musicato da Canzoniere di Aiello da Gianni Giustolin, che ricordiamo veramente con grande emozione, e ovviamente io e anche Giuliano direttamente coinvolti nel ricordo, diciamo, familiare di queste belle musiche che sono state musicate da Canzoniere di Aiello, ma comunque fanno parte della poetica, insomma, della bassa friulana, grazie a Galiano Zoff. E allora, visto che se no poi non ci date il compenso, solo una piccola, no, volevo avvisare il pubblico che ci segue, ma che poi acquisterà il libro, se non a qui non escono. Voilà, vi avvisavo appunto che una cosa che a noi personalmente ha fatto piacere, che nel citare alcuni autori non sono solo autori morti, per fortuna. Perché mi tocchi? No, adesso a parte le battute. No, è stato, ed è una cosa molto interessante, una cosa bella, perché di solito non viene fatta, di solito veniamo istruiti a scuola con persone morte, ecco perché la poesia non piace di solito. Sto esagerando, naturalmente, sto dicendo una boiata, però penso che sia una cosa molto bella unire autori che tuttora ci deliziano e fanno crescere fiori con autori che ci hanno deliziato e continueranno a farlo. Quindi per voi è stato, com'è stato unire queste due cose? So che è una domanda stupida, ma forse non tanto. Io no, ma l'HP sta bluffando Sara. Sì, sicuramente gli faremo una sorpresa, chissà se gradita, ma no, cercando di rispondere alla tua domanda, molti degli autori che sono presenti in questo libro sono poeti appunto della regione Friuli Venezia Giulia e sono anche dei cari amici, quindi delle persone a cui siamo profondamente legate sia dal punto di vista poetico ma anche per dei rapporti di amicizia che sono cresciuti negli anni, quindi mi riferisco sicuramente a te, ad esempio. Io pensavo a Fierro, Tomada, eccetera. Ma sicuramente eccetera. Giovanni Fierro, appunto Francesco Tomada, la Gaia Rossella Sain di cui parlavo prima, Massimo Govetto, poi ancora qualcun altro sicuramente, insomma, Matteo Bellotto anche, che è un nostro scrittore molto, molto interessante. Quindi è stato veramente bello per noi poterli portare non solo nelle nostre serate di poesia ma novella, ma finalmente anche all'interno di questo libro, sia per dare una maggiore visibilità, perché comunque diventa un'ulteriore vetrina, e poi affiancati a nomi come Bukowski, Benni, esatto, no? E anche all'interno del libro abbiamo inserito poi dei frammenti di canzoni, quindi affiancando alla poesia anche la musica di nostri cantautori e autori preferiti. Ed è stato molto bello, insomma, la partecipazione, diciamo che gli autori sono stati contenti e soddisfatti di essere presenti nel nostro libro, non ci hanno denunciato, soprattutto per ora, e quindi è andato tutto bene. Mi piace pensare che vi sia sempre una via di fuga, una traccia sulla pietra dove segnare il tempo. Ho ricordi variopinti delle azzurre cime, nei miei mari, nelle mie sponde di corpi virginali. Ho ricordi inesorabili dei miei ciechi riverberi, nelle acque e pianure, nel vuoto domani che riempiva i giorni. Mi piace pensare che c'era un bambino e amava sognare, amava il volo del gabbiano e l'illusione che dà il mare. Di Antonello Bifulco vivente, qui presente, che non ci ha denunciato, mi piace pensare. E quindi sei un collega. La prossima volta mi mettete a fianco a Benny, però, grazie. Forse sei vicino a Lucio Dalla. Sì. Ci sto bene. Ma ami Benny anche tu? Anch'io sono un po' fissata.
Sì, è il momento. Adesso abbiamo bisogno che queste... Grazie signore, potete accomodarvi. So già che... Gor, ti vedo comoda. No, ma Gor, anche tu potresti anche ritornare al tuo... Vuoi fare... Fai un giro di manovella. Prego, prego. Giro di manovella. Perfetto. Anche tu, Gor, vuoi fare un giro di manovella? Prego. Sarà sua, tipo. Quasi. Saluti. Grazie. Ed ora... Sì, ci vogliono altre 2 di Santa Maria. Gor, chiamale tu, cercali tu. Devono essere di Santa Maria la Longa e devono essere 2 sorelle. Ma ce ne sono qua? Sono le sorelle Ecco che tocca, Allora, io ho una domanda per le sorelle Moschion. Tutte e 2, entrambe. Vediamo chi risponde con più prontezza. Vi capita mai di provare nostalgia per i tempi che furono? Insieme a lei? Sì, puoi rispondere a questa domanda? No. Abbiamo un equilibrio adesso, no? E poi ci si vuole più bene quando si è un po' distanti, perché questa è la verità, dobbiamo dire. Ma no, magari nostalgia per il passato, per l'infanzia, per queste cose qui. A volte sì. Sì, però, insomma, faremo... No, nemmeno troppo. Abbiamo fatto di peggio con anche più lacrime di solito versate. E quindi vi dedichiamo a entrambe questa lettura, sempre tratta dal libro. Lei oggi probabilmente andrà al mare da sola, per dare respiro alla nostalgia. O se non ne avrà il coraggio, si riempirà la giornata di amici e aperitivi e rumore. Ma io la conosco meglio di me. Lo so che vorrebbe solo una macchina del tempo, che la riporti anche solo per un pomeriggio nella casa della nonna. Starle in braccio un poco, guardare se le galline hanno fatto l'uovo, dove si è addormentato il gatto, quanto sono rossi i pomodori in questo agosto. Lo so bene perché è inevitabile. Si darebbe tutto quello che si ha per una giornata da piccoli con la nonna. Si smette mai di fare questo sogno? Auguri! C'è fatto vuoi? O hai al telefono calzone come un mat, ma io ho ai voi dome di sentì al sorelli. Di Leo Zanier, Cristals, Thor, Dintor, Biel Planck, il Vedliser, come sull'or di un calice, ci rinti il son dal tuo voce di cristallo. Non resisto alla tentazione di leggere una cosina di Benny. Visto che c'è Angela qui che ha pazienza. Aspetta che giro intanto qua. Vai. E Stefano Benny può scrivere delle robe da... Oh, parlo con te. Una volta che mi distrae. Scrive delle cose incredibili. Non mi ricordo se ti avevo già letto Può essere. una dedica che lui fa a tutte le persone che lavorano con il pubblico, Sì, ma con vai. il commercio. Vai, vai. C'è qualcun altro che lavora nei negozi, nei bar. No, ce l'ho comunque. Comunque ce l'ho. Comunque lui dedica un pezzo di un libro incredibile a chi fa questo incredibile lavoro con le sue gioie e centro commerciale Butterman. È una preghiera, perché vi serve, vi serve. O gioia dell'acquisto, o vicinanza umana, o comune anelito,
incolonnati all'altare della merce come fedeli davanti alla comunione. Verbum seitan factum est, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma anche grissini e cracker e pandori e fette biscottate. E acquistando più del necessario e spendendo più del risparmiato e accettando l'offerta e l'occasione, verremo mondati dal peccato originale, l'antica trasgressione nell'Eden dove tutto era immeritatamente gratis e i nostri cuori pulsano pieni di riconoscenza perché il paradiso ora è davvero terrestre. È qui davanti a noi, giardino di delizie perenni, di infinita varietà e inesauribile assortimento, ad este fidelis, con l'oro del contante, l'incenso del bancomat e la mirra dei bollini sconto, noi ci inchiniamo davanti alle molteplici casse, ove vi giudicheranno i sacri codici a barre. Avanti! Spingiamo il pesante carrello che testimonia la nostra buona volontà, il desiderio che l'umanità continui sulla strada della redenzione, della nutrizione, della produzione, mentre in fila, rassegnata, aspettiamo di pagare il dovuto attendendo la parola che ci assolverà. Vuole una busta? Tu volevi le vecchiette nell'angolino, vero? No, basta, pietà. Possiamo fargliele tutte, no? Ma se compri il libro ci sono delle cose di bello. Ma il vostro libro o quello di Pedro? Andiamo. No, non dicevo a voi. Dai. Scherzo. Sì, se ci sono dei volontari va la solita regola, comunque. Ma non hanno girato via. Sì, l'ho girato io. Ma non tutte e due. Rudy, non sei uno. Rudy, io sono una veterana, mi dispiace. Se non ci sono dei volontari, chiamiamo noi. Oppure avete qualche domanda Così, da fare? a caso. Fare proprio approccio da prof. Facciamo l'approccio. Ma ci sono due prof, mi pare, in sala, no? Paola, avresti voglia? Sì, appunto. Marilena, verresti? Ma no, dai, venite qua davanti, dai, venite qua davanti, su. Adesso. Applauso di incoraggiamento. Ecco. No. Buonasera. Ciao. Due care colleghe. Ciao. Sì, no? Mi stringo vicino. No. Sono contenta di vedervi. Ed era ora che mi interrogassi io, no? Un po'. No, perché prima di essere colleghe eravate anche le prof. Avete qualcosa da raccontarci? Come si sta in pensione in questi 2 ultimi anni abbastanza affannosi per chi lavora nel mondo della scuola, detta così, tutta d'un fiato? Si legge poesia. Si legge poesia. Si ascolta poesia. Si pensa. Si va a bere il caffè. Noi abbiamo questo aggeggio che quando ci viene la dedica, insegniamo a me già venuta un'idea. Si incontrano vecchie colleghe. Sì, si legge e si entra anche nel mondo dei discenti, si frequentano corsi dal punto di vista di alunno e si impara. Per anni si è insegnato e adesso c'è anche questa possibilità che è in effetti qualcosa di gioioso di apprendere. Una dimensione capovolta un po', no? Si accettano inviti strampalati, mandati all'ultimo minuto. Marilena, Paola, venite? Buono, ok, bene. Continuerete a salutarmi, no? Anche dopo, quando usciremo da noi. Ok.
Voi siete pronte? Avete un pensiero già pronto? Sì, ce l'avrei, ma ne ho uno migliore da... Allora, chi gira la manovella per prima? Marilena, giri tu, gira Paola, girate insieme. Sì, io comunque ce l'avrei. Così. Ce l'ho comunque. Faccio io, fai tu? Chi va prima? Sono pronta, prontissima. Dunque, di un'altra autrice che prima non abbiamo nominato, Cristina Micelli, poetessa molto brava di Zedegliano, se ricordo bene, Un'ora oltre l'ora, ed è una poesia dedicata proprio agli insegnanti, ai professori, a chi fa questo bellissimo e complesso mestiere. Si arriva per gradi alla casa nascosta, girando a gomito l'asfalto, svoltando portoni ridosso alla sterpaglia. Il muro appeso all'ombra di noccioli e oleandri in direzione della luna, la soffitta illuminata e la via terrestre incisa sul muro d'entrata. Libri spalancano la porta in fila indiana. Gatti allungati sui divani leggono Pasolini e la padrona di casa è appena uscita da un film di Fellini. E c'è Beveiso, a Iedome una bottiglia di chinotto, vierte. Familiare la casa, nasconde bene in cantina la focaccia delle ave contadine. Familiare la casa, di te offre l'ascolto e l'affidarsi alla speranza. La gran voce dei maestri è appena sparita dall'anima della terra. E tu, sfidando la cenere, con fiera delusione ricominci da quei giovani che si fermano da te un'ora oltre l'ora di lezione pagata. Coltivi una fiamma tramandata, coltivi le perle in divenire che nessuno dice. Ne ho anch'io una pronta, di Massimo Recalcati. Non è una poesia, ma è comunque un testo molto poetico. Se l'alfabeto è il codice che bisogna conoscere per parlare, la parola è ciò che genera infinite possibilità di questo codice. È questo il potere della letteratura e più in generale il potere della parola. Le parole sono vive, entrano nel corpo, bucano la pancia, possono essere pietre o bolle di sapone, possono far innamorare o ferire. Le parole non sono solo il veicolo dell'informazione, ma sono corpo, carne, vita, desiderio. Noi non usiamo semplicemente le parole, ma siamo fatti di parole. Viviamo e respiriamo nelle parole. Questo significa anche che la parola non si limita a uscire dal corpo, ma ha un corpo. Che cos'è allora un'ora di lezione? È un incontro con l'ossigeno vivo del racconto, della narrazione, del sapere che si offre come un evento. Accade ogni volta che la parola di chi insegna apre mondi nuovi. Ogni volta è un risveglio. Ogni volta sorge un mondo nuovo. Grazie a voi. Grazie a voi. Troppa grazia. Tre? Devo aggiungere una dedica. Allora, a chi va in pensione, no, chi è che non è già andate? E si gode la vita? Sì? Permettendo a tutti coloro che si godono la vita in pensione o no, e anche un po' al buon Giuliano che amerà questa poesia meravigliosa di Fosco Maraini. No, che non è in pensione, però Giuliano. Non ci risulta. A chiunque abbia bisogno di, insomma, di un inno al godersi la vita. Eccoci, ecco. Io ti amo, o pia cicala, e un trillargento ci spaffera nel cuor la tua canzone. Canta, cicala, frinfera nel vento,
e gnacche alla formica ammucchiarona. Che vuole la formica con quell'umbe da moghera burbiosa? È vero, arzia per tutto il giorno, e tramiga, e cucumbe, col capocchino, in modia micrargia. Verrà l'inverno, sì, verrà il mordese, verranno tante gosce agrammerrine, ma intanto il sole schicchera gilese e snellida tra conalde valverine. Canta cicala, cantera in manfrore, il mezzogiorno zampiga e leona. Canta cicala, in zilleri d'amore, e gnacche alla formica ammucchiarona. Non mi ricordo come si chiama il libro. Legnosi delle fanfole. Grazie per aver giocato un po'. Andiamo con una canzone. Ah, sì, ma sì. Se no lo lasciamo lì, cioè lo abbandoniamo lì. Anch'io sto un po' manovellando con il mio repertorio, per cui in realtà Sara mi aveva detto di tenere questo pezzo che sto per suonare per un altro momento, però mi sembrava molto giusto per questo momento, la testimonianza delle due professoresse. Si intitola La perdita della bellezza. Della bellezza è diverso il mio agire giorno dopo giorno, il mio creare è difficile da riordinare, come la mia camera vista e sognata diversa, ma il mio risveglio ancora lì, se stessa, a ricordarmi che sono tutti lì i pensieri, ma tenace la materia. Perdere quella che credi essere l'immagine di te per cui sei qui, con la paura di essere senza identità. È poco male se la puoi creare, svuotandoti di eccessi e vecchi limiti, di storie e pregiudizi deboli che han fatto il loro tempo dove cadono, che tanto c'è chi li raccoglierà. Tanto c'è chi li raccoglierà. Un vortice che come pezza mi spinge, io cedo ciò che vi sta attorno, il mio affondare nell'iride di questo mare a cui mi sono reso con questa rotta inversa. Credevo fosse unica, ma trovo ressa, e allora accetto fondino solo i pensieri e metto in salvo la materia. Perdere quella che credi essere l'immagine di te per cui sei qui, con la paura di essere senza identità. È poco male se la puoi creare, svuotandoti di eccessi e vecchi limiti, di storie e pregiudizi deboli che han fatto il loro tempo dove cadono, che tanto c'è chi li raccoglierà. Che tanto c'è chi li raccoglierà. L'immagine di te per cui sei qui, con la paura di essere senza identità. È poco male se la puoi creare, svuotandoti di eccessi e vecchi limiti, di storie e pregiudizi deboli che han fatto il loro tempo dove cadono, che tanto c'è chi li raccoglierà. Che tanto c'è chi li raccoglierà.
Eccoci, sì. Soprattutto io il volume. Mi metto a urlare, per favore. La storia, il racconto che adesso mi piacerebbe leggere, sempre all'interno del libro, fa parte di un periodo molto divertente, molto spensierato, e qua ci sono delle persone presenti che sono associate a questo periodo, e quindi per farsi coraggio inviterò insieme, per farvi coraggio, ma per farsi coraggio anche tra di loro, sono Stefano e Sara, che invito a venire a sedersi qui davanti. Non farò domande strane, non preoccupatevi. No, ci sono, hanno capito di essere loro, sì. Guarda che contenti! Che gioia! Ma siete... Sempre un piacere. Nicoletta l'avevamo già convocata, quindi va così. Voi vi ricordate il periodo di cui parlo, vero? Era una minaccia e lo è tuttora. Era una minaccia, rimarrà sempre tale, e quindi io racconterò questa storia censurata, ovviamente, perché ci sono delle cose che non possono chiaramente, come Sara ben sa, ma anche Stefano, essere raccontate del tutto, quindi praticherò insomma una censura a questo racconto, ma l'essenza verrà comunque mantenuta. Dunque. Alessandro fa l'otorinolaringojatra. Di primo acchito può sembrare un angelo, ma il suo sorriso diabolico smentisce ogni falsa apparenza. È irresistibile perché cerca di nascondere intelligenza e sensibilità con un sarcasmo molto pungente e tante provocazioni, ma non ci riesce del tutto. Almeno non con me. Se penso a lui, penso alla mia seconda adolescenza, forse più intensa della prima, e a tutte le cose divertenti, alle pazzie, alle sciocchezze che prima dei 35 anni non avevo mai avuto la possibilità di fare. Ricordare Alessandro significa ricordare la grande musica dal vivo, le feste, le risate, le danze sfrenate, il cantare a squarciagola in auto, le discoteche di locali che non esistono più, tanto mojito, gli SMS e le dichiarazioni fallimentari post mojito, alcuni cari amici e amiche che ormai vedo raramente, i malintesi sentimentali, gli stress lavorativi, ma anche l'adrenalina di un nuovo lavoro bellissimo che sognavo da sempre, il giocare al gatto e al topo, le confidenze, lo shopping compulsivo del sabato pomeriggio, quelle scarpe con il tacco altissimo che non riesco a mettere più, la frasca di Dennis con i suoi discorsi filosofalcolici, il fatto che ero magra, alcune gite in barca, la mia casa taverna caverna e gli ormoni che in quel periodo erano davvero pazzi di gioia e ovviamente non vedenti. In sintesi, la giovinezza. PS, ora Alessandro è sposato e ha 4 figli, continua a fare l'otorinolaringojatra. Ed io continuo a fare l'adolescente, ma con moderazione. All'aperto, piano terra. Ale, aprimi la porta che salgo. Dalla finestra al secondo piano, silenzio. Una secchiata d'acqua mi cade addosso bagnando il mio nuovo vestito fighetto. E risate di Alessandro. E qualche volta tornano nella mente storie lontane, rinchiuse tra le pieghe del passato, vecchi ricordi, limpidi come cieli, senza nuvole, nitidi e chiari, come se l'oggi fosse uguale a ieri. E mi domando se quella volta avevo detto la parola giusta, se le mie mani avevano già pronta una carezza, se tra le pause lasciavo troppi spazi nella testa, se nei miei occhi c'era soltanto l'ombra di una promessa. Di Salvatore Cutruppi, Il nostro poeta di Cormonzo. Giro Manuela. Non ho mai girata. No, scappate già.
No, un'ultima lettura, dai. Ma qua l'ora è fuggita. Ma l'ultima. Seduti? Sit down. Dai, hobby e passioni. Stefano, hobby e passioni. Mi pare che tu sia, ad esempio, se ricordo bene, un ciclista molto bravo, insomma. Sara? No? Mi fai registrare le minchiate. In chiusura di serata. Sì, no, perché mi è venuta in mente questa grande passione, sì, tu fai chilometroni in bicicletta, cioè magari la sera prima vai a mangiarti fiorentine, insomma l'impossibile. Esatto, e poi fai delle super pedalate il giorno dopo. Va bene. Allora abbiamo la poesia per te. Vediamo se Sara la trova. Oh signore, volevo fare una serata più seria. Eccola qua. Sì. Bene, c'è qualcun altro che va in bici? A questo punto no, ma qualcuno vuole cominciare ad andare in bici? Allora, invitiamo qualcuno che non è mai andato in bici. Scherzo, anche per te Elena che non ami la bici. I ciclisti. Vidi i ciclisti, in bici, sì, vivi. Li vidi tristi, di bici privi. Vidi i ciclisti, di giri in giri, dirsi i difficili ci si ritiri. Rividi i mitici ripidi clivi, i visi tipici di bimbi schivi. Vidi i ciclisti sfiniti, vinti, li vidi irrisi in bici spinti. I divi vidi, didì finiti, cinti di mirti, intimiditi. Lividi, di gin intrisi, dirti i bisticci, i tifi divisi, i fischi, i gridi, i liti, i lividi, gli sprint, i brividi, i tiri viscidi di giri mitici. Mi dissi, scriviti bici, scrivi, mi dissi. Il famosissimo Daniel Castrogiovanni. No, vabbè. Sì, di altissima cultura, veramente. Allora, siamo in chiusura anche perché vogliamo darvi la possibilità di firmare copie, eccetera, e di redimervi. Due domande con risposta velocissima. Dopo questa cosa qua, densa di parole, richiami, citazioni, eccetera, cosa scriverete? Dopo Pam. Scherzandoci su, perché quando dovevamo proprio decidere il titolo, ed eravamo sempre state convinte che si sarebbe chiamato Poesia ma novella, però facendo una breve e rapida ricerca su Google siamo venuti a conoscenza che c'era già un testo, un libro pubblicato un anno fa circa, no? Intitolato Poesia ma novella, è uscito questo titolo così dalla fantasia di Sara, no? Allora diceva, il primo lo chiamiamo Pam e il secondo Pim e Pum, quindi Pim Pum Pam sarà la trilogia, ecco, un po' così. Quindi cambierete anche nome? Perché gliel'ho chiesto? Poesie mi novella. Seconda domanda, perché più uno? Cioè io lo so, ma loro perché più uno? Questa è la parte seria, diciamo, della nostra idea di questo esperimento. Chiunque acquisterà il libro troverà in fondo delle pagine bianche che potranno essere compilate da noi qui insieme e in questa pagina troverà posto la vostra poesia, la vostra dedica speciale e rendranno unico
la vostra copia del libro, dove noi potremo scrivere su questa ultima pagina un pezzettino di voi, oppure può essere anche comprato, acquistato per diventare un regalo sul quale voi potete scrivere una dedica a chi amate, a chi odiate, a chi dovete mandare a quel paese, a chi volete tanto tanto bene. Spedirlo con la bici. Poi una cosa interessante è che nelle prossime presentazioni ci sarà anche una sorpresa legata poi a questa dedica, ma chiaramente essendo una sorpresa ed essendo io bravissima a spoilerare, nota per questo, mi fermo qui. Però ogni presentazione avrà una piccola sorpresina di conto. Oggi avevamo il mitico Alessio che ha detto subito sì. Quindi tu non eri un primo, eri un contorno. Bene, quindi ringraziamo tutti, la Casa della Musica, la Biblioteca, l'Assessorato, il Comune di Savignano. Ringraziamo le 3+1 poesie a una novella. Mi tengo io, o in cauda venenum o dulcis in fundo, vedete voi, perché tra le tante cose che avete citato oggi non avete citato mai nel libro anche Gianni Rodari, che in questi giorni è presente anche purtroppo tristemente sui social come esempio di quello che non andrebbe fatto, no? E c'è a pagina 118 qualcosa che me l'ha ricordato parecchio e ve lo voglio leggere. Una conversazione tra due donne in spiaggia. Bionda, smettila di fare la saputella e impartirmi lezioni di vita. Mora, si trattava solo di un consiglio, tra amiche è normale, no? Bisogna imparare ad accettare anche le critiche. Bionda se ne va offesa. Mora la rincorre chiamandola per nome. La raggiunge e le dice: scusa, è colpa del mio carattere, a volte quando mi arrabbio devo sfogarmi un po'. Pace fatta. Bionda e Mora hanno rispettivamente 5 e 6 anni. Gestione dei conflitti. Chapeau. Grazie a tutti.